Mi hanno telefonato questa mattina che aveva preso fuoco il mio garage, non sapevo nulla. Il fuoco ha covato sotto la cenere per circa 24 ore, poi stanotte le fiamme hanno distrutto anche il cortile di questa casa in via Sarto, a ridosso dello stabilimento di ferramenta Sidernorio, casa fortunatamente vuota perché la proprietaria già sabato sera durante la grande emergenza era stata allontanata per precauzione. Non c'era nessuno a casa, no, mia madre è andata a dormire da mia sorella. A evitare il peggio alle 3:30 del mattino sono stati i carabinieri che con vigili del fuoco e residenti stanno monitorando l'area. Il rischio di nuovi incendi resta elevato. Cerchiamo di essere anche vigili anche noi su questa situazione per un aiuto. Intanto l'ARPAV ha emesso un primo bollettino su 4 campioni prelevati sabato sera, solo uno è risultato positivo e riguarda l'area dell'incendio. Restano le sequenze terribili di sabato, uno stabilimento da abbattere sotto sequestro con probabili ricadute occupazionali per i 10 dipendenti e la consapevolezza che poteva andare peggio. Ieri drio andar messa, ho aperto la finestra e ho visto questo fumo venire su. Una nuvola. Dico la verità, ho preso una paura tremenda perché qua non c'era nessuno a casa mia, io sono anziana, avevo un cagnetto dentro e forza è entrata mia figlia con carabinieri, insomma, hanno trovato il cagnolino, era sotto il letto e qua a fuoco a manetta.